Di Giacomo Carissimi, la sonata in re minore. Di Giovanni Zamboni, la sonata prima. Di Georg Friedrich Händel, la sonata in si bemolle maggiore. Di Arcangelo Corelli, dalla sonata prima in do maggiore.
programma, vedo, quindi avete appena sentito la sonata di Zamboni e adesso proseguiamo con la sonata di Georg Friedrich Händel in Si bemolle maggiore, in 3 movimenti, allegro, adagio e allegro. Händel non sappiamo se conobbe proprio direttamente Fontana o no, però era comunque anche lui a Roma in quegli anni e probabilmente erano vicini di casa, abbiamo scoperto, no? Perché abitava a Palazzo Valentini.
la sonata di Corelli, con 2 movimenti da una sonata di Corelli. In questo caso sonata prima non troverete concordanze perché la sonata appartiene all'opera 5 che è di sonate per violino, ma in questo caso si tratta di una raccolta inglese delle stesse sonate trascritte per flauto dolce. In questa raccolta la sonata è la numero 1 in Do maggiore. Eseguiremo un preludio largo e una giga. Invece Corelli e Fontana erano insieme nell'Accademia dell'Arcadia, no? Quindi si conoscevano proprio di persona. E Zamboni era stato scelto perché Fontana suonava il liuto e Zamboni era proprio a Roma in quegli anni, quindi... Era romano, sì. Sì, certo. Magari... Conosceva anche carissimo invece. Esatto. Penso anche Handel perché faceva parte del circolo ortogono.